Con la figura di Ray Sugar siamo davanti a uno dei più grandi e assoluti talenti della boxe, un talento tecnico straordinario, l'espressione di una classe danzante nel ring, una faccia d'angelo che però come una maschera nascondeva grandi incubi e la radice, la matrice di questi incubi era una serie di molestie sessuali che Ray aveva subito da giovane da più uomini e più volte. Riuscirà a parlarne soltanto più avanti nella sua carriera, anzi nella sua vita perché la carriera era terminata, tra gli anni 90 e gli anni 2000 e pronuncerà parole che fanno riflettere. Dirà: so che cosa state pensando. Voi pensate che io ero un pugile molto forte, quindi ero in grado di difendermi da quegli attacchi, ma non è così. Quando sei giovane ti colpevolizzi, ti paralizzi davanti a certe situazioni e finisci per pensare che quello sbagliato sei tu. Nella mia carriera, continuerà, ho battuto tutti i più grandi, ho sconfitto Marvin Hagler, Roberto Duran, Tommy Hearns, ma non ho sconfitto l'alcol, non ho sconfitto la cocaina. Li ho sconfitti oggi, finalmente. E posso dire che ho capito che non sono un supereroe, ma che posso essere speciale per le persone che mi amano.